Allora, rapidissimi, un cenno al discorso allergeni e cosa devono indicare i ristoratori, proprio due parole, poi passiamo al sequestro che è stato fatto, ormai a livello nazionale lo sanno tutti, Padova centrale di questa contraffazione. Bene, allora c'è un regolamento europeo che è stato approvato 3 anni fa, è entrato in vigore sabato 13, l'Italia non ha scritto una riga, siamo in una sorta di limbo, sappiamo che c'è l'obbligo da parte di tutti di informare il consumatore sulla presenza degli allergeni. Informare generico. Informare generico, il produttore della pasta, dello zucchero, delle altre cose lo fa sull'etichetta, in modo chiaro, il ristoratore leggibile. Sceglie il modo migliore per rispettare la propria azienda. Lo può scrivere sul menù se vuole o lo può comunicare al cliente. L'importante è che dietro le quinte in cucina lui faccia l'agenda degli allergeni. Ci sono 14 famiglie di allergeni, va a vedere in quali piatti e lo chef... esempi di allergeni quali potrebbero essere? Prima parlavo del sedano nell'acqua del brodo, no? Ma gli allergeni più importanti, più diffusi sono il mondo del latte, le uova, il glutine che c'è nelle paste e nelle farine, e poi c'è la senape, ci sono la frutta in guscio, 14 famiglie, persino i solfiti se superano una certa soglia nel vino, cose che in cucina sanno già, che già da tempo sanno gestire nel rapporto con il cliente. Ecco, adesso abbiamo queste due vie, noi stiamo monitorando quello che succede perché ci auguriamo che prevalga il buonsenso e che quando lo Stato si sveglierà dal torpore insieme ai suoi burocrati e entrerà nel campo non uccida le imprese, perché ci sono 12 paesi europei in cui sono ammesse le due vie. Nel nostro non si sa ancora, noi siamo bravi nel lavarci le mani, nel nasconderci, c'è da chiedersi allora, non è l'Europa matrigna, siamo noi che non andiamo in Europa a battere i pugni sul tavolo. Ecco. E l'abbiamo visto con il riconoscimento del Made in. Esatto, brava. Anche quello. Allora, l'altro giorno notizia. Sì, però voglio riallacciarmi allacciarmi al discorso degli allergeni. Bene, sono una cosa che va informato il consumatore perché riguarda la salute. È una disposizione europea e quindi noi la recepiamo. Però io vorrei far capire anche a questi signori che devono controllare poi in Europa come è possibile permettere di far fare il nostro vino con le bustine di preparato o tutta la contraffazione che c'è sui prodotti alimentari a livello europeo e mondiale, specie sul parmigiano reggiano, ma sui pomodori, su tutto. Se voi leggete il libro di Salvagnini, spiega tutto quello che c'è sulla contraffazione, non solo le borsette, ma su quella alimentare, che è pericolosissima. Perché stiamo parlando di danni alla salute, sotto tutti i punti di vista. Naturalmente fa danni alle persone, anche se uno si mette i braccialetti tipo quelli che hanno sequestrato, perché creano allergie e tutto, ma creano dei disastri. Allora, io spero che questo protocollo che è stato fatto a Padova venga diffuso a livello nazionale. A Padova è stato fatto un protocollo dall'ASCOM assieme alla Guardia di Finanza, alla provincia, al comune, alla regione e ai carabinieri. Un protocollo per la lotta alla contraffazione. Questo protocollo cos'è che ha portato? A Padova è stato sequestrato, a Padova no, 2.500.000 pezzi in 2 anni. In tutta Europa ne sono stati sequestrati 700.000. Mamma mia. Allora, sappiamo benissimo che a Padova è lo snodo con il centro cinese Ingros di tutta questa contraffazione, ma non solo. Allora, questo protocollo poi cos'è che fa? Ricordatevi, perché quando la Guardia di Finanza va come l'altro ieri in questo capannone e sequestra questa massa di materiale contraffatto, cosa succede? Gli mette lo scotch e gli dice merce sequestrata. Va il giorno dopo e non c'è più. Ma stiamo scherzare? No, fanno la denuncia e dice merce rubata. Bene. Allora il protocollo cos'è che ha fatto? È stato
preso in affitto delle piattaforme, dei capannoni per trasferire questa merce. Sono anche dei costi, tra l'altro. Ci sono dei costi notevoli dove noi abbiamo contribuito. Questa merce viene portata via e stoccata in questi capannoni. Poi deve essere analizzata affinché al processo possa essere definita contraffatta e che è nociva alla salute. Altri costi, va fatto le analisi. Bene, questo protocollo comprende questo. E viene distrutta poi al termine? No, poi c'è il processo e viene definita merce nociva. Attenzione, viene distrutta, ma non è materiale normale. No, è un rifiuto speciale con costi ancora su. Assolutamente. Allora, capite quanto danno fanno questi soggetti? Quando noi gli diciamo alla Guardia di Finanza, al comune in primis, che bisogna chiudere queste, cioè toglierli dal mercato, non solo sequestrare la merce. E come? In che termini? Si chiude. Viene chiusa, deve essere chiusa completamente. Ecco, però se posso dire, no, visto che qualche ascoltatore ci sta osservando, io ho fatto l'esperienza del divieto di fumo nei locali pubblici. Il meccanismo che ha portato i locali pubblici al rifiuto del fumo non è dovuto alle norme, al controllo degli ispettori, no, al controllo sociale. Sì, al sentire comune. Allora, anche sulla contraffazione è il consumatore che dobbiamo cercare di convincere che non deve farsi raggirare dai falsi, deve capirlo lui. Se lo capisce risolviamo il problema, altrimenti poi c'è un processo con i tempi della giustizia che abbiamo. Sì. Sono d'accordo, è il lavoro che facciamo in primis verso il consumatore, ma il consumatore riconosce il manufatto contraffatto se è una borsa che è di una griffe che la compra dietro. Ma quando va a comprare il tatuaggio per i bambini... No, sono d'accordo, ma voglio dire, in generale anche sull'alimento, no? Ci sono le etichette, adesso le nuove etichette del regolamento europeo. Forse bisogna che l'associazione dei consumatori, alcune già lo fanno, educhino i consumatori sul come leggere queste cose. Assolutamente. Noi non solo orientarli sugli esempio, allergeni. Giustamente l'abbigliamento, ci sono anche dei rivenditore. Noi raccogliamo anche, mi sembra sia il prefetto di Venezia che ha fatto questa proposta, per i venditori abusivi, i dei TV Compra. Quando si prende queste persone che stanno facendo questa attività, perché fino a poco tempo fa anche le persone, il cittadino comune, quando questi vengono fermati dai vigili, li difendeva perché diceva e infatti questo non va bene, bravo. Ma questi invece sono sfruttati da c'è un cervello dietro, organizzazioni criminali dietro. Adesso si comincia a capire che questi sono... Ma quanti posti di lavoro ci rubano questi? A parte questo, mi sembra sia il prefetto di Venezia ha detto, bene, quando prendiamo queste persone che stanno facendo questo commercio con questo materiale, gli ritiriamo il permesso di soggiorno? È un deterrente? È un deterrente come quando uno beve ed è alla guida della macchina, gli si ritira la patente. È il più grosso deterrente che c'è. Questo è vero, però Presidente, io sono d'accordo che questo è un versante, ma per esempio quali città sono? Perché nel nord Europa le città sono mediamente più pulite di quelle italiane? Mica perché c'è una nettezza urbana che funziona meglio, magari funziona anche meglio, assolutamente, perché è il cittadino più rispettoso della cosa pubblica, non butta la carta per terra. Io ho vissuto 20 anni a Roma e ho visto quello che c'è, è vero, ci sono molti turisti, ma ci sono anche molta gente che vive. Ecco, questa coscienza civica dovrebbe un po' riemergere, allora staremo meglio tutti. E questo che stiamo cercando di fare noi con i nostri appuntamenti, con la vostra collaborazione. Quindi a proposito chiudiamo, di merce contraffatta fate molta attenzione, cercate di guardare le etichette dove è possibile, anche se a volte traggono in inganno, siate più esperti nel sentire i tessuti, nel guardare gli alimenti, nel cercare di rivolgersi a un rivenditore di fiducia, sperando che poi possa anche lui non essere a sua volta portatore di questi reati. Ma vi faccio anche un altro esempio. Velocissimo perché siamo in chiusura. 2 anni fa è stato sequestrato un capannone di miscelatori
che nel passare l'acqua dentro ai miscelatori portavano sostanze dannose per la salute. aveva il piombo. Esatto. Come fa il consumatore a No, Bravissimo. certo, però su Perché alcune cose... danni alla salute, anche dei capi di abbigliamento, poi vengono delle dermatiti e altre patologie, poi sono anche cancerogeni, per cui attenzione, assolutamente, un problema per la salute, non solo in quello che si ingerisce, ma anche in quello che si mette a contatto con il nostro corpo. Detto questo, io ringrazio la Confcommercio del Veneto, l'ASCOM, rappresentato dal vicepresidente, è stato qui con noi, il ristoratore da Piazzola che sta lavorando adesso in questo momento. A voi buon proseguimento, ci vediamo domani.